Euroregione News. UTI o non UTI? Che cittadino sei? L'UTI del Medio Friuli ha emesso un bando. Sono ammessi a contributo i sistemi antifurto, antirapina, antintrusione e i sistemi di videosorveglianza. I requisiti per poter accedere al contributo, che comunque è pari alla metà della spesa, sono i seguenti: essere residente in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi in via continuativa, residente in un comune aderente all'UTI Medio Friuli ed essere proprietario dell'immobile o porzione di esso. Quindi non possono nemmeno presentare la domanda coloro che abitano in uno dei comuni i cui sindaci non hanno aderito alle UTI. Certo, un bel risparmio e l'ennesima dimostrazione di come si gestisca il denaro pubblico, quello proveniente dalle tasche di tutti i corregionali, trattando con discrezione personale le differenze tra le persone. Che colpa abbiamo noi se siamo residenti in un comune non aderente? I contributi sono regionali e pertanto frutto delle tasse, tribute, imposte e balzelli di tutti? Dal Medio Friuli, per Euroregione News, Marco Masciò. Euroregione News.